Ora si registrerà la conferenza. Ok, avvio la registrazione e anche la presentazione. Allora, più o meno diciamo, la struttura della mattinata è la stessa di ieri, quindi avremo, diciamo che abbiamo superato con successo le prove audio e video e avvio dei lavori e avremo più o meno un'ora e un quarto, un'ora e mezza di presentazione. E poi ci sarà una sessione per le domande e per le risposte. Anche se avete domande relative alla lezione di ieri, potete comunque farmene, insomma. Come vi ha detto già la collega Laura, il test, vi sarà inviato il link del test in chat durante la presentazione e il test riguarderà le 2 giornate. Quindi c'è un test solo per tutte e due le giornate, perché in realtà le tematiche che affrontiamo oggi, come vedrete, sono di fatto un approfondimento, il prosieguo di cose che abbiamo già anticipato ieri. Ehm, quindi quello che andremo a vedere oggi è innanzitutto cercheremo di dare un po' più di sostanza e di concretezza alle modalità che abbiamo già anticipato ieri per gestire la complessità delle catene di fornitura, con particolare riferimento alle catene di fornitura internazionali, perché diciamo che le maggiori difficoltà, non solo sotto il profilo appunto dei rischi dovuti a differente legislazione, differente cultura e così via, ma anche proprio dovuti alla distanza fisica e quindi alla possibilità di controllo, si annidano dentro di solito le catene di fornitura internazionali. Però, come abbiamo visto ieri, non dobbiamo abbassare la guardia nemmeno per quanto riguarda le catene di fornitura nazionali e quello che avviene sul territorio nazionale, perché sotto il profilo dei diritti umani, diritti dei lavoratori, non discriminazione e così via, possiamo trovarci ad avere dei rapporti comunque di natura commerciale con soggetti che si presentano, diciamo, che possono presentare dei rischi molto, molto seri sotto questo profilo, nonostante la normativa nazionale sia diciamo una normativa che tutela i lavoratori e sicuramente che copre tutti i diritti fondamentali umani e dei lavoratori. Poi vedremo nel dettaglio come funziona il dialogo strutturato, l'abbiamo anticipato ieri, l'abbiamo visto che nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 6 giugno 2012 e anche sulla falsariga di quanto proposto appunto anche a livello europeo, lo strumento chiave per garantire la compliance, l'aderenza ai criteri sociali da parte dei fornitori è il dialogo strutturato, quindi andremo a vedere effettivamente come si realizza questo dialogo. Poi avremo, diciamo, andremo a guardare come è stato applicato in alcuni bandi nazionali e vi introdurrò anche quella che è l'esperienza dei paesi scandinavi che per primi si sono mossi su questo fronte e che hanno già dopo insomma, più di 10 anni di sperimentazione in questo senso, hanno già potuto ottenere dei risultati significativi. Allora, la prima domanda, la prima cosa che vorrei fare con voi è quella di proporvi un piccolissimo esercizio. La- Vi chiedo di prendere un foglio e una penna e di scrivere su questo foglio tutto quello che sapete del vostro telefono, nel senso non il modello o le prestazioni, ma diciamo se guardate quel telefono e provate a immaginare di che cosa è composto, se riuscite a ricostruire brevemente
quanti paesi sono stati coinvolti, toccati, diciamo, nella sua realizzazione. Quindi vi invito a pensare lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, un numero ipotetico di fornitori che potrebbero essere stati coinvolti e quali rischi sotto il profilo del lavoro dignitoso, dei diritti umani e della tutela della comunità locale potrebbero riguardare la sua produzione, il suo utilizzo e la sua dismissione. Quindi vi lascio un minuto per raccogliere le idee e poi ci confrontiamo, diciamo, su quella che potrebbe essere una filiera tipo per la costruzione di un telefono. Sono partita da un telefono perché è un oggetto di uso quotidiano che sono sicura abbiate tra le mani o vicino tutti quanti. Allora, vi lascio proprio un minuto. Intanto, se qualcuno vuole anche segnare in chat le idee che gli vengono in mente, potete farlo ovviamente. Quindi pensare al numero di paesi che sono stati toccati dalla produzione o dei materiali o l'assemblamento e così via, la realizzazione del prodotto finito, prima che il prodotto arrivasse nelle vostre mani. Un numero ipotetico di fornitori che sono coinvolti, che possono essere coinvolti nella catena di fornitura della realizzazione di un telefono e quali sono i principali rischi sotto il profilo del lavoro. Vedo che qualcuno scrive in chat, quindi Scusami Sabina per l'interruzione, se magari potessi mettere a schermo intero le slide. sì, le ho tolte da schermo intero per guardare se qualcuno stava scrivendo in chat, perché altrimenti non posso Ah, leggere. ok, perfetto, scusami. Stanno scrivendo i nomi e i cognomi ed enti di appartenenza. Sto vedendo. Grazie. Ok, allora ora che vi siete fatte, diciamo, la vostra piccola mappa personale, andiamo a vedere insieme quale può essere, diciamo, una filiera tipo. Le informazioni che vi riporto qua sono prese dal sito del Fairphone, che è, diciamo, una produzione di smartphone che è stata realizzata specificatamente con l'intento di ridurre gestire tutti i rischi sotto il profilo della sostenibilità, quindi ambientali e sociali, che si annidano dietro la produzione di uno smartphone. Allora, qua come vedete ci sono i paesi dove sono localizzati i fornitori tutti i soggetti, diciamo, che concorrono alla realizzazione di un Fairphone. Tenete conto che stiamo parlando di una produzione relativamente piccola, cioè questa è una compagnia che fa un modello di telefono che ha aggiornato poi nelle varie edizioni e che ha una tiratura limitata, tant'è vero che si acquista prima che vada in produzione. Ciò nonostante, trattandosi anche appunto di una tiratura molto limitata, potete vedere quanto è articolata già solo geograficamente la catena di fornitura. Quindi noi abbiamo fornitori di materie prime
alcune come il vetro che si trovano negli Stati Uniti, ma altre o materiali tecnologici che si trovano sempre negli Stati Uniti e in Giappone, ma anche ad esempio nella Repubblica Democratica del Congo, quindi una zona una zona di guerra, dove poi vedremo dopo quali possono essere le problematiche e quali sono i materiali che si estraggono lì. Poi c'è un numero di manifatture che concorrono alla realizzazione del prodotto che è molto rilevante, quindi ne troviamo 5 in Europa e 67 in Francia. Allora, già solo da lo schema geografico di questo prodotto potete capire quanto possa essere complicato non solo mappare e tracciare tutti questi soggetti, perché ovviamente non si tratta tutti di soggetti che hanno una relazione commerciale diretta con Fairphone, ma sono soggetti che comunque concorrono alla realizzazione di quel prodotto. Quindi da questo ci possiamo fare una prima idea della complessità geografica. Da quest'altra slide, sempre presa dal sito di Fairphone, ovviamente ho preso Fairphone perché hanno proprio una politica di trasparenza, insomma diciamo è parte del loro prodotto, è la trasparenza sulla catena di fornitura, tant'è vero che poi sul sito trovate anche proprio l'elenco con nome e cognome dei fornitori e dei subfornitori e il livello di compliance con i requisiti sociali e ambientali richiesti dall'azienda. Allora, come vedete, anche proprio l'articolazione di soggetti che concorrono alla realizzazione di un Fairphone è abbastanza strutturata, quindi abbiamo innanzitutto le miniere dove vengono estratti i minerali che vanno a comporre poi la parte diciamo tecnologica del prodotto. Le miniere a loro volta hanno degli intermediari, dei trader, dei commerciali, diciamo, che vendono alle raffinerie e alle fonderie, che a loro volta si interfacciano da un lato di nuovo con degli altri intermediari, dall'altro con delle fabbriche direttamente che compongono i nuovi materiali, sono delle manifatture di materiali, quindi si parte dal materiale grezzo, si arriva a un composto che poi viene trasformato in un materiale che va finalmente diciamo, ad alimentare quella che è la manifattura delle componenti, che da una parte passano di nuovo attraverso un intermediario e dall'altra parte vanno direttamente in fabbriche che fanno un secondo e in alcuni casi un terzo livello di lavorazione per poi arrivare all'assemblatore. Sul lato destro della slide vedete come sono divisi, diciamo, i fornitori anche per grado di distanza dalla relazione commerciale diretta con Fairphone. Quindi ovviamente l'assemblatore finale ha una relazione commerciale diretta. A sua volta questo assemblatore si relaziona con questi 58 tier 1, che è il livello subito sotto. A loro volta questi 58 hanno i loro 42 subfornitori che si appoggiano su altri 2 subfornitori. Questo solo per quanto riguarda la manifattura delle componenti. La relazione poi con le fonderie e le miniere è esclusa da questo calcolo perché è a un livello ancora inferiore e ovviamente a quel livello ancora
inferiore, dove si annidano anche alcune delle problematiche maggiori. Questo giusto per darvi l'idea della complessità e della difficoltà di tracciare, monitorare e relazionarsi con tutte le parti della catena di fornitura. Quindi quando l'Unione Europea ci dice per guardare ai criteri sociali dovete contemplare tutta la catena di fornitura, e quando il nostro piano d'azione nazionale per i diritti umani e le imprese ci dice che dobbiamo considerare il ciclo di vita del prodotto, è di questo che stiamo parlando, cioè noi ente stazione appaltante dobbiamo porci nell'ottica di avere uno strumento che ci permetta non solo di tracciare ma anche di relazionarci con tutti questi soggetti che, come abbiamo visto, possono parlare lingue diverse, far parte di un sistema normativo completamente diverso, operare in paesi che magari non hanno ratificato le convenzioni ILO o comunque non si sono dotate degli strumenti per attuarle e così via. Dietro ognuno di questi passaggi che abbiamo appena visto si annidano un'infinità di rischi sotto il profilo ambientale, diciamo sicuramente, e sono forse quelli anche più noti, ma molto rilevanti anche sotto il profilo sociale. Partiamo dall'approvvigionamento delle materie prime. Come sapete, per la produzione delle componenti degli smartphone sono necessarie diversi minerali, tra cui alcuni molto particolari che si chiamano terre rare, che hanno un'estrazione particolarmente complessa che lascia molte scorie nel terreno, ma soprattutto presentano una problematica particolare che è quella, diciamo che spesso si trovano le miniere che possono produrre questi materiali, si trovano in paesi che sono poco attrezzati dal punto di vista della tutela del diritto dei lavoratori, per cui dal punto di vista della salute e sicurezza, dello sfruttamento della manodopera minorile, ma anche e soprattutto possono trovarsi in zone di guerra, come dicevamo prima, la Repubblica Democratica del Congo, dove persiste un conflitto importante. Qua vedete appunto una miniera che è controllata dall'esercito, da soldati, poi a volte sono miliziani. Il problema non è solo quello relativo appunto alle condizioni di lavoro, che sono gravissime e durissime, ma può essere anche quello di dove vanno a finire poi i proventi dell'estrazione mineraria, che spesso vanno in situazioni di guerra ad alimentare il conflitto di fatto. No, scusate, sono andata indietro. Un secondo livello è quello che riguarda le scorie, ad esempio prodotte proprio dall'estrazione delle terre rare. Questa è la foto di un lago prodotto con gli scarti dell'estrazione delle terre rare in Cina, che è un lago interamente tossico. Vedete la distesa e l'importanza, diciamo, di questa discarica di fatto di rifiuti tossici, e vedete quanto è vicina anche alla città. Questo ovviamente ha degli impatti sulla salute e sul benessere della comunità locale circostante. Abbiamo poi un problema anche per quanto riguarda le manifatture. Questo ad esempio è le foto che vi faccio vedere, queste e le successive sono state scattate negli audit presso la Foxconn di qualche anno fa. La Foxconn è un colosso che opera nel settore IT in Cina, ed è uno dei principali fornitori della Apple. Quello che vedete è uno dei dormitori per i lavoratori.
Cambiando paese, andando in Cina, ci troviamo ad esempio a dover tenere conto di situazioni sociali e economiche e normative locali che possono essere anche molto diverse dalle nostre. Ad esempio in Cina c'è un gravissimo problema legato alle migrazioni interne, perché le persone nelle campagne che si spostano nelle città per lavorare hanno bisogno di un permesso come se fosse, diciamo, un paese diverso. Questo permesso è molto difficile da ottenere, per cui spesso si spostano in modo illegale e finiscono in una sorta di maglia del lavoro forzato, un po' come abbiamo visto può succedere anche nelle nostre campagne con il caporalato. Questo si può e si verifica molto spesso in molti paesi asiatici. Quindi qua vediamo dei dormitori che sono di fatto le abitazioni per cui spesso i lavoratori non possono scegliere dove andare a soggiornare, diciamo fa parte del loro contratto di lavoro e altrettanto spesso dal loro salario viene detratto direttamente il costo dell'appartamento e del cibo, che spesso sono in condizioni disumane. Negli audit presso la Foxconn sono state trovate anche condizioni di lavoro molto 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 dure, sia in termini di orario, sia in termini di paga, ma anche proprio in termini di salute e sicurezza, cioè gli operatori lavoravano con temperature molto alte, senza le dovute protezioni, esposti comunque a sostanze tossiche. Per questo motivo anni fa negli stabilimenti di produzione della Foxconn sono state installate queste reti, vedete queste reti gialle fuori dalle finestre, a seguito di una catena di suicidi che si era verificata a causa appunto delle durissime condizioni di vita e di lavoro delle persone impiegate. Questo giusto per sostanziare un po' di più quali possono essere effettivamente le conseguenze del lavoro minorile, scusate, del lavoro non dignitoso, perché poi spesso appunto siamo abituati ad associarlo magari alla fabbrica di mattoni con il bambino in India, che è una condizione terribile, ma le possiamo trovare anche in settori ad altissima tecnologia, come quelli appunto della produzione di uno smartphone o di un computer. E quindi diciamo non c'è da abbassare la guardia di fatto sotto nessun settore. Poi ovviamente gli impatti sociali noi li troviamo anche quando è terminata la produzione del bene e quando passiamo ad esempio alla distribuzione. Sono la cronaca di tutti i giorni, la durezza e le difficoltà che possono affrontare i lavoratori, ad esempio, dei grandi distributori online di tecnologia, piuttosto che possiamo avere poi tutte delle problematiche collegate all'utilizzo di un prodotto e quindi alla salute e alla sicurezza dell'utilizzatore e delle problematiche collegate alla dismissione poi del prodotto. Sono abbastanza purtroppo fin troppo poco conosciuto tutto lo smercio illegale che c'è dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche verso paesi terzi come ad esempio l'India. Questo è diciamo quello che noi possiamo trovare quando andiamo a analizzare passo per passo la filiera di un prodotto di uso quotidiano come può essere uno smartphone, e sono sicura che ho tralasciato diversi passaggi e situazioni. Come facciamo quindi a gestire gli aspetti etici nella complessità di filiere di questo genere?
Da un lato abbiamo appunto filiere che sono molto, molto articolate, dove concorrono soggetti economici che hanno una natura, una funzione molto, molto diversa. Quindi andiamo da appunto la miniera fino a l'assemblatore che magari fa parte anche di una grossa azienda e che ha condizioni di lavoro completamente diverse da quelle dell'estrattore, del minatore in Congo. Di fronte a queste filiere complesse ci troviamo nella difficoltà molto elevata di mappare quelli che sono tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione di un bene e ci troviamo anche nella difficoltà proprio di ricostruire qual è il processo produttivo, perché mi immagino che nessuno di noi sia diciamo tuttologo della produzione di qualsiasi bene che possa acquistare una pubblica amministrazione, che va dal processo produttivo di una penna fino appunto a quello magari di un computer piuttosto che di un'ambulanza. Quindi ci troviamo veramente nella difficoltà di dover ricostruire dei processi. Dall'altro lato ci troviamo di fronte appunto a filiere che sono internazionali, sempre più internazionali, e che ci pongono davanti agli ostacoli dati dalle differenze normative, ma anche date dalle differenze culturali. Noi possiamo avere diciamo delle aree grigie della normativa che ci pongono di fronte a delle valutazioni etiche da fare di volta in volta. Vi faccio l'esempio standard, diciamo quello più, più difficile da afferrare, che è quello della corruzione. Quindi diciamo, mentre la mazzetta è chiaramente corruzione in tutto il mondo, il regalo di una vacanza piuttosto che di un orologio può essere interpretato diversamente in diversi paesi, tanto che appunto magari poi si arriva a dover normare anche proprio i rapporti sociali fra le persone e standardizzarli per superare queste problematiche. Tutto questo ci fa, diciamo, confluire verso un necessario coinvolgimento dei fornitori, da un lato per poter effettivamente mappare e ricostruire quello che è il processo di produzione e tutta la catena di fornitura di un prodotto, e quindi raggiungere anche i subfornitori e i fornitori di materie prime, con l'intento ovviamente anche di monitorare quello che succede in tutti questi nodi, e dall'altro la necessità di avviare un dialogo con tutti gli operatori economici che concorrono alla realizzazione del prodotto per garantire un effettivo miglioramento delle condizioni sociali. Perché lavorando ovviamente in paesi diversi, con normative diverse, è necessario avviare questo dialogo, non è sufficiente l'appiglio normativo. E non solo, ma anche perché in alcuni settori e in alcuni paesi le violazioni, nonostante quello che può essere lo standard normativo, sono così diffuse, così all'ordine del giorno, che per poterle superare realmente è necessario un coinvolgimento attivo sia dell'acquirente che del venditore. Basti pensare un po' al problema, ad esempio, del lavoro sommerso in Italia in alcune filiere. Diciamo, è impensabile che avendo solo una legge contro, che so, il lavoro sommerso in agricoltura abbiamo eliminato il problema. Quindi bisogna trovare delle modalità di gestione della problematica che siano considerate accettabili da tutte le parti. E qui
sulla base di queste riflessioni è nata diciamo la metodologia del dialogo strutturato, che adesso vi andrò a presentare così come proposto appunto nella guida fornita dal Ministero dell'Ambiente dal 2012 in poi. Quindi lo scopo del dialogo strutturato deve essere quello, innanzitutto, di fornire delle informazioni che siano puntuali, affidabili e verificabili alla stazione appaltante, all'appaltatore. Quindi serve a migliorare la conoscenza relativa alle condizioni di lavoro e al rispetto dei diritti umani lungo la catena di fornitura. E questo è un primo punto molto, molto importante. Il secondo punto, che è altrettanto importante però, non è solo quello di appunto ricevere delle informazioni e attivare poi un monitoraggio, come vediamo già al terzo punto, ma è anche proprio quello di, diciamo, iniziare la trasformazione bidirezionale all'interno della catena di fornitura, cioè trasmettere dei segnali di attenzione sugli standard sociali lungo la stessa catena significa proprio dire agli operatori economici: guardate, fino ad oggi nessuno vi ha chiesto se impiegavate dei bambini, da oggi questo diventa un fattore discriminante, un fattore che diciamo può permettervi di accedere o tagliarvi completamente fuori da un mercato. Questa è la trasmissione di un segnale di attenzione e questo dovrebbe produrre un effetto appunto da un lato di spinta dall'altro, ma dall'alto dall'altro lato dovrebbe produrre anche un po' un effetto domino tra gli operatori economici, cioè funziona anche un po' diciamo come posso dire, appunto, la trasmissione di un segnale di attenzione, un passaparola tra gli operatori economici, che proprio attivando una specie di catena domino trasmettono una maggiore attenzione mano a mano che si scende nella catena di fornitura. Il terzo punto è quello che dicevamo appunto, che il dialogo strutturato ci dà degli strumenti fattivi per permettere il monitoraggio, cioè ci dice anche noi, una volta che abbiamo fissato questi standard, come facciamo a controllare che siano effettivamente rispettati e ci permette di attivare dove è necessario dei meccanismi correttivi, tenendo conto che l'obiettivo primario dell'introduzione dei criteri sociali è quello di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, delle loro famiglie e delle comunità locali in tutti i paesi in cui l'amministrazione acquista. Questo cosa significa? Significa che il percorso non deve essere incentrato all'esclusione, alla mera esclusione degli operatori che non rispettano gli standard, ma deve essere, entro certi limiti ovviamente, improntato a accompagnare al miglioramento questi operatori, perché diciamo con la semplice esclusione dal mercato, le condizioni di lavoro delle persone che noi stiamo escludendo dal nostro mercato resteranno invariate. Invece il nostro obiettivo è quello di elevare le loro condizioni di lavoro. Quindi questo non significa che noi dobbiamo accettare qualsiasi tipo di violazione anche degli accordi del contratto preso, ma significa che ci deve essere comunque una certa flessibilità, tenendo conto appunto che il nostro obiettivo è quello di migliorare le condizioni di lavoro e di vita. Come si articola il dialogo strutturato? Allora, il dialogo strutturato si articola in tutte le fasi di realizzazione di un acquisto, quindi abbiamo una parte che si realizza prima della gara, una parte che si realizza durante la gara e una parte che si realizza invece durante l'esecuzione contrattuale. Quindi nella fase di pre-gara ci può essere l'informazione agli operatori economici. Questo è un primo punto importantissimo che sicuramente avrete visto anche per quanto riguarda l'introduzione dei criteri ambientali, cioè preparare il mercato a quella che sarà
la nuova modalità di relazione, a quelle che saranno le novità sotto il profilo sociale all'interno del band. Quindi si possono avviare degli incontri con gli operatori economici per informarli della volontà di inserire i criteri sociali nelle attività contrattuali e anche per recepire un feedback da parte loro. Ci possono essere dei mercati più o meno pronti. L'introduzione di questi criteri può essere, diciamo, incrementale, può essere, può prevedere una soglia minima e poi si possono prevedere, diciamo, via via che si procede dei livelli sempre più avanzati di rispetto dei diritti. Ma questo ascoltando anche quello che può essere il nostro plateau di possibili operatori, di possibili concorrenti. La fase che riguarda la gara riguarda naturalmente l'inserimento delle clausole sociali, che devono riguardare appunto quelli che sono gli standard minimi da soddisfare nell'esecuzione contrattuale, e riguarda anche il recepimento da parte della stazione appaltante della dichiarazione di conformità a standard minimi, quindi un'autodichiarazione che può essere supportata, vedremo poi, con diversi strumenti di verifica, sul rispetto e sull'impegno a far rispettare lungo tutta la propria catena di fornitura di questi standard sociali minimi. In fase poi di stipula di contratto può essere, cioè secondo il dialogo strutturato deve essere inviato un questionario di monitoraggio di conformità agli standard sociali minimi che vedremo di seguito investe tutta la catena di fornitura e viene allegato al contratto, quindi ha una rilevanza contrattuale. Possono essere, sulla base del questionario, avviati chiarimenti e incontri e questa richiesta di chiarimenti può essere reciproca, ma principalmente da parte dell'amministrazione. In fase di esecuzione contrattuale possono essere effettuate delle verifiche ispettive e vedremo queste verifiche possono essere effettuate sia direttamente dalla stazione appaltante, possono essere effettuate da un soggetto terzo che viene pagato o dal committente o dall'aggiudicatario e possono essere, vedremo dopo, anche non programmate. Quindi possiamo anche prevedere e metterlo già nelle clausole contrattuali che l'aggiudicatario si impegna a ricevere visite ispettive non concordate. Questo è molto importante, soprattutto nei paesi dove a bassa sindacalizzazione e dove comunque ci sono delle situazioni ad alto rischio sotto il profilo dei diritti dei lavoratori. Sulla base delle verifiche ispettive ovviamente possono essere riscontrate delle non conformità e possono essere, come per qualsiasi sistema di gestione certificato, avviate delle azioni correttive. Infine, la stazione appaltante può stabilire delle penalità che siano proporzionate alla gravità delle violazioni contrattuali, fino ovviamente alla risoluzione del contratto, che ricordiamo deve essere proprio l'ultima ratio, perché appunto non stiamo parlando di un prodotto che non è conforme sotto il profilo qualitativo, ma stiamo parlando della vita e delle condizioni di vita di soggetti molto vulnerabili. Ok, come abbiamo visto ieri, noi possiamo inserire l'informazione e diciamo, l'aspettativa rispetto ai criteri sociali già nell'oggetto dell'appalto. Quindi il DM
66/2012 ci dice che l'oggetto dell'appalto differisce a seconda se esso riguarda la fornitura di beni o la prestazione di servizi. Quindi in caso di appalto di fornitura scriveremo appalto della fornitura di eccetera eccetera, realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura. Viceversa, nel caso di prestazione di servizi, dovremmo specificare che si tratta appunto dell'appalto del servizio D e diversamente in caso di appalto di lavori realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura. Le condizioni di esecuzione, che possono essere inserite ad esempio nel capitolato speciale d'appalto, si possono presentare come illustrato in questa slide, che è presa sempre dal DM. Quindi può essere richiesta la conformità degli standard sociali minimi, con un'introduzione su quelle che sono appunto gli standard delle convenzioni di riferimento, quindi quelle dell'ILO, quelle promosse dalle Nazioni Unite, e informare il candidato che l'aggiudicatario sarà tenuto a informare i fornitori e i subfornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto. Ovviamente si tratta, tutto questo è circoscritto solo alla produzione del bene specifico, del servizio specifico oggetto dell'appalto, e che l'amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopracitati. Quindi il primo punto è informare tutta la catena di fornitura, mandare quel segnale di attenzione che dicevamo prima. Fornire su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice dentro il termine stabilito le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività, riguardanti le conformità agli standard e ai riferimenti dei fornitori e subfornitori nella catena di fornitura. Quindi a sua volta l'aggiudicatario deve attivare diciamo un contratto simile con quello che è richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, cioè chiedere ai propri fornitori e subfornitori di essere disponibili a fornire tutte le informazioni richieste nei tempi e nelle modalità richieste. Accettare e fare accettare ai propri fornitori e subfornitori eventuali verifiche ispettive che possono essere condotte direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice, e vedremo questo è stato il modello iniziale dei paesi scandinavi, o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'amministrazione stessa, quindi parti terze. In queste parti terze è interessante che ve lo segnalo, può trattarsi sia di società che fanno audit di questo genere di mestiere, ma in situazioni particolarmente problematiche può trattarsi anche ad esempio di un panel di associazioni che lavorano sugli aspetti sociali in paesi terzi. Intraprendere o fare intraprendere dai fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura eventuali ed adeguate azioni correttive. Dimostrare tramite appropriata documentazione fornita dall'amministrazione aggiudicatrice che le clausole sono rispettate e la documentazione all'esito di eventuali correzioni effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni. Questo è in sintesi tutto quello che avviene e che può avvenire nel dialogo strutturato dal momento di firma del contratto, tutto quello che può tutto il dialogo strutturato che può avvenire durante l'esecuzione contrattuale. Vediamo adesso come può essere fatta la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi, che è quella che deve essere firmata dall'aggiudicatario, che deve essere allegata al capitolato e al contratto di fornitura, e che può essere anche oggetto di selezione dei candidati. Quindi è di fatto una dichiarazione dove il sottoscritto dichiara di rispettare tutte le condizioni
che noi consideriamo minime, quindi le condizioni ILO, abbiamo visto ieri dichiarazione dei diritti umani, la dichiarazione sui diritti del fanciullo e così via. E vediamo adesso come si realizza il questionario di monitoraggio. Io adesso vi farò vedere il questionario completo. Esiste poi, e vi spiegherò quali condizioni, anche un questionario semplificato che può essere utilizzato. Tuttavia, le linee guida del Ministero invitano, laddove possibile, a utilizzare sempre il questionario di monitoraggio completo. Le informazioni che vengono inserite dal fornitore in questo questionario costituiscono a tutti gli effetti dichiarazioni sostitutive e quindi prevedono specifiche sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci. Il questionario è da considerarsi come parte integrante della documentazione relativa al contratto, quindi è vincolante, è uno strumento per monitorare le modalità con quelle l'aggiudicatario gestisce le attività connesse agli standard sociali minimi e, come abbiamo già anticipato, riguarda esclusivamente i beni e i servizi oggetto dell'appalto. Quindi se una stessa azienda fa diciamo, componentistica per 4 modelli diversi di cellulare, a noi interessa solo solo la quota parte che riguarda il modello che acquisteremo noi. Inoltre costituisce il primo elemento del monitoraggio e della conformità agli standard sociali minimi. Diciamo il primo momento perché, come abbiamo visto, a seguito del questionario possono essere richiesti incontri specifici col fornitore e possono essere effettuate anche le visite ispettive. Ma non deve essere presentato e inteso dal fornitore e dalla stazione aggiudicatrice solo come uno strumento di controllo, deve essere soprattutto inteso come uno strumento su cui costruire un dialogo costruttivo, dove l'amministrazione può richiedere spiegazioni sul perché determinate condizioni non vengono rispettate e può accompagnare e supportare l'aggiudicatario nel percorso di miglioramento. Entriamo qua a vedere più nel concreto come è strutturato il questionario di monitoraggio. Allora, abbiamo una prima parte, ovviamente l'anagrafica sull'impresa, e poi una prima parte della descrizione della catena di fornitura. Su questa parte potrebbe già essere complicato per il fornitore risalire indietro lui stesso nella sua catena di fornitura. Quindi in questo senso è un punto di partenza, perché in molti casi il questionario dovrà essere anche integrato e aggiornato e inteso appunto come un punto di partenza conoscitiva anche per il fornitore stesso nei confronti della sua stessa catena di fornitura. Quindi viene richiesto al fornitore di descrivere le fasi della filiera produttiva dei prodotti e su questo non dovrebbe esserci troppo problema. Può essere problematico associare il nome di un fornitore a ogni fase. Descrivere il ruolo svolto dall'organizzazione nella catena di fornitura. Poi si passa appunto al problematico elenco dei fornitori e subfornitori e questo può richiedere anche un certo tempo al fornitore per produrlo, per cui sarà probabilmente un elenco che si compone via via e il fornitore deve dichiarare e dare evidenza di come ha informato i propri fornitori e subfornitori della necessità di rispettare gli standard sociali minimi. La modalità più semplice che viene attuata è quella di inserire diciamo di inserire
i criteri sociali richiesti nei contratti che si vanno a stipulare con i diversi fornitori, ma può non essere l'unica modalità, nel senso esistono anche aziende un po' più grandi che ad esempio organizzano comunità di fornitori dove diciamo sono di fatto comunità di pratica, comunità informative dove si aiuta tutta la filiera a ragionare su come fare a migliorare determinate condizioni. Questo tenete conto è molto importante perché al di là dei malfattori nudi e crudi che esistono al mondo, talvolta le condizioni di lavoro non sono imposte ai lavoratori, non sono ottimali perché diciamo a sua volta l'imprenditore si trova a dover rispettare delle condizionalità nella fornitura dei prodotti che non gli permettono di soddisfare i criteri sociali minimi, ad esempio un prezzo troppo basso, ad esempio dei tempi di consegna diciamo troppo ristretti, dei picchi di produzione, diciamo, possono esserci molte ragioni al di là della malafede dell'imprenditore che portano a un mancato rispetto degli standard sociali minimi. Quindi, diciamo, avviare una riflessione lungo tutta la catena di fornitura sul perché del mancato rispetto può permettere di effettivamente di individuare anche delle modalità nuove di relazione commerciale tra i diversi soggetti. Questo è un punto importantissimo. Quindi appunto non deve essere letto solo come trasmetto un foglio di carta e tu lo firmi. Può essere inteso anche proprio come costruiamo insieme un ragionamento che ci porti a trasformare quella che è la nostra realtà. Il punto 5 è relativo alle verifiche ispettive, quindi viene chiesto all'organizzazione innanzitutto se ha informato i propri fornitori della possibilità di ricevere verifiche ispettive e se ha ottenuto un'accettazione formale. Quindi anche in questo caso si deve allegare la descrizione di quello che è la comunicazione intercorsa. Il punto 6 è abbastanza articolato, che riguarda l'identificazione di eventuali rischi rispetto agli standard sociali minimi lungo la propria catena di fornitura. Non è detto che il fornitore abbia le competenze sufficienti per effettuare questa analisi. Quindi questo a mio avviso è un punto critico nel questionario, ma è anche un punto su cui anche la stazione appaltante si deve interrogare, su quali possono essere, diciamo, magari degli strumenti, soprattutto magari per lotti non molto grandi, con fornitori non molto grandi, per supportare i fornitori nell'individuazione di questi rischi. Esistono infinite linee guida, come alcune ve le ho fatte vedere anche ieri, ovviamente per la due diligence e per l'analisi dei rischi sociali. Può non esistere però diciamo anche la sensibilità e la capacità effettiva di realizzarla. Vi faccio un esempio. Torniamo sull'esempio molto, molto semplice perché è così lampante rispetto al diritto sindacale, no? Io posso chiedere al mio fornitore di informarmi se i suoi dipendenti sono iscritti liberamente a un sindacato, se hanno la possibilità di organizzarsi, se vengono riconosciuti i diritti sindacali. Posso ricevere una dichiarazione e decidere che quella è sufficiente,
oppure posso comunque avere delle informazioni aggiuntive di contesto relative al paese dove opera, al settore in cui opera e così via, che mi possono comunque accendere dei campanelli d'allarme e far sì che io riceva quell'informazione anche in modo diverso e più approfondito. La domanda 7 riguarda l'integrazione dei criteri sociali a sistema di fatto nell'azienda, quindi nelle politiche e nei sistemi di gestione aziendali. Ovviamente il primo punto è quello della redazione di un codice di condotta o comunque di un documento ufficiale, che può essere la politica di responsabilità sociale d'impresa, una politica sui diritti umani e così via, che deve essere approvato dall'alta direzione, quindi venire dai vertici aziendali, e deve di fatto permeare poi tutti i processi e i sistemi di gestione aziendali. Se questo documento esiste, viene chiesto se viene comunicato ai fornitori e viene richiesto di dare evidenza del documento, di come viene pubblicizzato e così via. Anche in questo caso, diciamo, nell'ottica di un percorso che cresce insieme all'organizzazione, certamente ci interessa la presenza di un codice di condotta, ma ci interessa ancora di più vedere come esso si relaziona con aspetti critici e sensibili dell'organizzazione. Talvolta io posso avere anche dei sistemi di valutazione del personale che sono integrati completamente con la politica di responsabilità sociale d'impresa. Quindi diciamo può essere nel tempo interesse della stazione appaltante anche andare a investigare quelli che sono i meccanismi collegati poi al codice di condotta. Viene poi chiesto all'organizzazione se ha fatto di fatto delle verifiche ispettive, degli audit presso i propri fornitori negli ultimi 12 mesi e qual è stato l'esito e in caso di rilevazione di non conformità quali sono state le azioni messe in campo e con quale tempistica sono state programmate. Infine, inizia qua una lunga serie di domande che riguardano eventuali azioni che l'aggiudicatario può aver messo in campo per migliorare e favorire il rispetto degli standard minimi lungo tutta la filiera. Quindi ad esempio si chiede all'organizzazione se ha modificato, e questo è il discorso che facevamo prima, le proprie pratiche commerciali in modo da permettere ai fornitori e ai subfornitori di garantire la conformità agli standard sociali minimi. Viene poi richiesto se l'organizzazione ha dedicato tempo e risorse umane per il monitoraggio dell'applicazione del codice di condotta o di altri strumenti di comunicazione della politica di responsabilità sociale. Viene chiesto sempre all'aggiudicatario quali altre attività sono state messe in campo per favorire il rispetto degli standard minimi, le modalità di conduzione degli audit che come vedete possono essere stati annunciati, non annunciati, possono aver coinvolto i sindacati e ONG nella verifica. E quest'ultimo punto è molto 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 importante in paesi meno appunto dove il diritto del lavoro è meno strutturato. Infine, cioè no, non infine, ma al punto 16 viene chiesto appunto se l'aggiudicatario ha informazioni relative alla libertà sindacale presso i propri subfornitori, se ha informazioni rispetto alla libertà di associazione, se ha escluso dei paesi perché considerati troppo a rischio, ad esempio paesi in guerra,
se chiede ai propri fornitori il rispetto del salario dignitoso. Il salario dignitoso è considerato sulla base diciamo, del costo di vita del paese in cui si opera, quindi deve permettere alla persona che lavora di sfamare la propria famiglia, di vestirla, di dargli un tetto e di mandare i figli a scuola. Questo, diciamo, è il threshold minimo per il salario dignitoso. In tantissime parti del mondo non esiste, anche perché in tantissime parti del mondo non esiste un salario minimo per legge. Quindi è molto importante che questo standard venga fissato attraverso il mercato, visto che non è ancora stato fissato per mezzo normativo. Il punto 20 è quello che vi dicevo sui percorsi formativi. Viene richiesto appunto all'aggiudicatario se effettua percorsi formativi sugli standard sociali presso i fornitori. Sempre in merito alle azioni per favorire il rispetto degli standard minimi, viene chiesta evidenza delle modalità con cui i fornitori e i loro subfornitori comunicano la possibilità, comunicano ai dipendenti, ai lavoratori, quelli che sono i loro diritti sindacali, quindi appunto libertà di associazione, salute e sicurezza, l'orario di lavoro, il salario minimo, i contributi assistenziali e previdenziali. Teniamo sempre conto del fatto che noi siamo abituati a dare tutti questi diritti per scontati anche a casa nostra, perché riguardano proprio i diritti di base, ma che con la crescente precarizzazione del lavoro, anche in moltissimi settori nostri, stanno diventando sempre più aleatori. Quindi soprattutto questa attività di comunicazione attiva, cioè noi la troviamo solo nelle aziende molto strutturate, dove è il sindacato stesso che dà queste informazioni, ma anche da noi esistono molte situazioni in cui i lavoratori di fatto non sono a piena conoscenza di questi diritti. Il punto 22 fa parte di quel mainstreaming dei criteri sociali in tutta l'organizzazione ed è molto importante. Si chiede se l'organizzazione prevede forme di incentivazione destinate al personale dell'area acquisti, non necessariamente incentivazione economica ovviamente, per favorire l'inclusione degli standard sociali minimi nella definizione delle condizioni commerciali e degli ordini d'acquisto. Questo può avere un grosso impatto su poi l'effettiva attuazione e sistematizzazione dell'integrazione dei criteri sociali nell'organizzazione. L'ultimo punto anche è importante, è quello che riguarda la durata del rapporto commerciale, perché sulla base della durata del rapporto commerciale con ciascun fornitore possiamo anche comprendere innanzitutto quali sono, diciamo, le modalità di lavoro del nostro fornitore, del nostro aggiudicatario, ma anche comprendere qual è lo spazio di manovra, perché noi dobbiamo anche tenere conto che chiediamo al nostro fornitore di impegnarsi su un'infinità di aspetti, ma potrebbe anche trattarsi di un fornitore che ha un peso piccolo nella sua catena di fornitura. Pensiamo ad esempio, che so, a un rivenditore di carta che si trova a lavorare con i colossi che producono cellulosa. Diciamo, la sua capacità negoziale è molto bassa. Quindi capire anche se quel fornitore si trova all'interno di relazioni durature, anche eventualmente con fornitori più grossi, ci può aiutare a capire se c'è lo spazio per costruire un dialogo. Come vi anticipavo, il dialogo strutturato può beneficiare di un approccio semplificato, innanzitutto per i contratti sotto alcune soglie di rilevanza comunitaria, i contratti sotto soglia di fatto, e
poi per quelle imprese che possono soddisfare una di queste tre condizioni, cioè hanno aderito a un'iniziativa multi-stakeholder di settore nota e riconosciuta, hanno adottato un sistema di gestione della responsabilità sociale di impresa certificato e verificabile, o ci stanno facendo una fornitura di prodotti del commercio ecosolidale, ovviamente riconosciuti, come abbiamo visto ieri, con determinati standard, cioè non basta che si autocertifichi come fornitura di prodotti del commercio ecosolidale. In questo caso, come vedete, cambia la composizione del questionario che noi gli andremo a inviare. Detto questo, le linee guida del Ministero ci invitano comunque, laddove possibile, a inviare il questionario completo. Adesso volevo passare brevemente, abbiamo ancora una ventina di minuti, alla presentazione di quelle che sono alcune buone pratiche. Le prime tre che vi presento sono state prese dai premi per il social procurement del premio Compraverde. Probabilmente lo conoscete in molti, tutti gli anni organizziamo come Fondazione Ecosistemi collaboriamo all'organizzazione di un evento molto importante sugli acquisti sostenibili, che è il Forum Compraverde by Green, che quest'anno si terrà l'8 e il 9 ottobre a Roma, ma anche nell'etere, perché abbiamo previsto ovviamente a causa del coronavirus una modalità ibrida di realizzazione del forum, per cui magari per chi ha difficoltà in generale a spostarsi può essere un'occasione per partecipare, e all'interno del forum tutti gli anni vengono erogati diversi premi, tra cui uno che riguarda il social procurement, proprio riguarda l'integrazione dei criteri sociali nei bandi. Quindi vi ho riportato tre esempi di tre vincitori del premio, giusto per farvi vedere. Potete poi magari cliccare direttamente quando vi inviamo le slide, copiarvi il link e potete vedere il bando nell'interezza. Quindi tutti e tre i bandi che vi presento fanno riferimento alle linee guida che vi ho illustrato, quindi al DM 66/2012. E sono articolati però in modalità diverse, anche perché riguardano prodotti diversi. Ad esempio, il primo che vi faccio vedere è quello della stazione appaltante della centrale acquisti regionale dell'Emilia Romagna, l'Intercenter, che ha prodotto un bando per arredi per uffici a ridotto impatto ambientale. Questo bando includeva anche diciamo i criteri ambientali, non solo i criteri sociali. Per quanto riguarda i criteri sociali, il bando comprende la clausola etica che richiede beni e prodotti in conformità agli standard sociali minimi. Ovviamente l'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere tale clausola etica, impegnandosi non solo al rispetto dei criteri sociali minimi, ma anche accettando le forme di monitoraggio e verifica previste dall'ente, in primis il questionario di autovalutazione che abbiamo visto nel dettaglio e le eventuali visite ispettive. Sono integrati nel bando alcuni criteri premianti di carattere sociale, quindi il possesso della certificazione SA 8000, che non abbiamo visto nel dettaglio, ma è la certificazione che attesta che i criteri, che gli standard dell'ILO, dell'International Labour Organization, sono stati messi a sistema e rispettati nell'organizzazione certificata, e l'OHSAS 18.000, che adesso è stata sostituita in realtà dall'ISO, che riguarda la salute e sicurezza, il sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Inoltre il bando prevede la raccolta e il riuso degli arredi esistenti prima della gara
per destinarli a enti socialmente impegnati. Quindi diciamo i criteri sociali riguardano le condizioni di lavoro, ma riguardano anche una finalità sociale. Un altro esempio è quello per gli indumenti da lavoro di Acea. Come vedete, l'aggiudicatario anche qui è stato tenuto a sottoscrivere un codice etico, vedete cambia la dichiarazione, il codice, la clausola, insomma poi l'importante è il contenuto, che lo impegna al rispetto dei criteri sociali minimi lungo tutta la catena di fornitura. Tra i criteri di valutazione è incluso anche il possesso delle certificazioni SA 8000 e di nuovo questa sulla sicurezza, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che è stata adesso sostituita dall'ISO. Il fornitore è tenuto a informare i suoi fornitori della richiesta del committente del rispetto dei criteri sociali minimi e a fornire l'eventuale dichiarazione comprovante, accertare la possibilità di audit e fare intraprendere ai propri fornitori eventuali azioni correttive. Vi ritrovate? Questo è di fatto quello che abbiamo visto fino adesso, declinato in modalità diverse, ma di fatto è la stessa cosa. Anche l'Università di Foggia ha attuato i criteri sociali all'interno di un appalto verde per i servizi di polizia e ausiliari. Quindi di fatto chiede la conformità agli standard sociali minimi dell'appalto nell'articolo 5 del capitolato speciale, quindi dove elenca, diciamo, quelli che sono i riferimenti, quindi il rispetto dei diritti umani, il riferimento all'ILO e ai diritti umani, così come sanciti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Anche in questo caso l'aggiudicatario deve sottoscrivere la dichiarazione di conformità che lo impegna al rispetto dei criteri e lo sottopone, in caso di violazione, alle sanzioni previste. Prima di finire vorrei fare un passaggio su quelle che sono state diciamo, gli apripista nel campo dell'implementazione dei criteri sociali, in particolare Svezia e Norvegia. Oggi il percorso di Svezia e Norvegia si è esteso anche agli altri paesi scandinavi, quindi c'è una collaborazione attiva anche con la Finlandia e con la Danimarca, e in una qualche misura è stato poi anche ripreso e riproposto dal Regno Unito. Tutto è iniziato con un grave scandalo che ha investito nei primi anni 2000 il settore pubblico in Svezia e Norvegia per quanto riguarda l'acquisto di forniture mediche e medicali, in particolare per i guanti in lattice che vengono utilizzati, perché sulla base di un reportage era emerso che i principali fornitori degli ospedali svedesi e norvegesi di guanti in lattice applicavano delle condizioni di lavoro disumane nei loro stabilimenti. Da questo è partito, diciamo, un percorso molto particolare. Non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità l'anno scorso di partecipare al Forum Compraverde a Roma e in particolare al seminario che è stato tenuto proprio dalle persone responsabili di questo percorso in Svezia e in Norvegia, in particolare in Norvegia. Che quando si sono trovate per prime a dover affrontare, diciamo, questo scandalo, non avevano assolutamente gli strumenti per fronteggiare, per arginare, diciamo, questa crisi. Quindi cosa hanno fatto? Hanno comprato un bel biglietto d'aereo e sono andate in Malesia direttamente a trovare di persona il loro fornitore. Quando adesso ve la semplifico e ve la racconto anche in forma un po'
periodica, ma in rete trovate anche insomma i materiali che raccontano tutto il percorso. Comunque fatto sta, quando si sono... Voi vi dovete immaginare, anche per chi non ha partecipato, due signore bionde, bianche come il latte, di mezza età, norvegesi, che appunto nel 2003-2004 prendono e partono alla volta della Malesia per ridiscutere delle condizioni contrattuali con il loro fornitore malese. Fatto sta che l'hanno fatto davvero, hanno riscontrato delle condizioni di lavoro di persona che non erano in nessun modo accettabili e hanno anche avuto modo, una volta in loco, di verificare che per lo stesso prezzo a cui loro acquistavano quei guanti, esistevano n altre fabbriche che rispettavano invece gli standard. Quindi di fatto hanno compreso che era una questione proprio di comunicazione di quello che era considerato accettabile o non accettabile. Fatto sta, da lì è partito un percorso che, ad esempio nel caso della Svezia, ha portato a una sperimentazione pilota in 3 regioni nel 2006, che è stato poi esteso a tutto il resto del paese nel 2011, dove tutte le pubbliche amministrazioni condividono lo stesso codice di condotta per i fornitori. Questo è un fatto di estrema importanza perché significa che i fornitori, che viene allegato ai contratti, significa che i fornitori sanno già qual è lo standard minimo a cui si devono adeguare. Non è uno standard che può essere inserito, non essere inserito, facoltativo, che varia da regione a regione, ogni bando lo inserisce in modo diverso, no, è uguale per tutti e quindi di fatto è un segnale importantissimo per il mercato, perché significa sotto questo standard non lavori, quindi è diciamo un driver di cambiamento molto molto importante e hanno lo stesso modello di monitoraggio per valutare la conformità dei fornitori al codice di condotta. Il modello di monitoraggio è simile, come vedete, al dialogo strutturato così come previsto dalla normativa italiana. Quindi hanno una fase di dialogo pre-gara con i fornitori che poi può attuarsi anche durante l'esecuzione del contratto, quindi vengono incontrati gli operatori economici, vengono informati delle modalità di rispetto delle clausole contrattuali, vengono aiutati a non interpretare liberamente quelli che sono i requisiti e in caso poi di dubbi, di non conformità, di difficoltà, si può avviare un dialogo diretto. Hanno un codice di condotta che fissa in modo chiaro e cristallino quelli che sono gli standard a cui devono attenersi anche lungo tutta la catena di fornitura. Viene fatto un questionario di monitoraggio, viene fatto un monitoraggio di dettaglio, quindi appunto con quell'interazione che abbiamo visto e prevista anche da noi e viene fatto un eventuale audit presso le fabbriche, in alcuni casi direttamente dalla stazione appaltante e sempre più spesso diciamo affidato a soggetti terzi. Tra l'altro nel bando viene prevista già una quota, può essere già prevista una quota di costi per gli audit che i fornitori dovranno fare ai loro subfornitori, di modo tale che anche il fornitore possa pagare un ente terzo per fargli fare l'audit. Poi ovviamente c'è l'analisi dei risultati e il feedback. Inoltre in tutto il paese condividono le stesse categorie e le stesse categorie di prodotto e gli stessi paesi che sono considerati ad alto rischio. Ad esempio, prodotti in acciaio inossidabile, strumenti medicali che vengono prodotti in Pakistan, prodotti medicali monouso in Thailandia e in Malesia, guanti in Thailandia e in Malesia, prodotti per le medicazioni in Cina, prodotti tessili in India, Pakistan e Bangladesh. La cosa interessante di questo modello è che collaborando con anche con i paesi confinanti, quindi con tutto il blocco scandinavo,
questi paesi stanno condividendo le informazioni relative ai propri codici di condotta, quindi diciamo stanno livellando le aspettative, stanno uniformando, non livellando, scusate, uniformando quella che è la comunicazione che viene fatta ai fornitori e stanno anche mettendo a fattor comune le informazioni che hanno sul fornitore stesso, di modo tale che se un percorso è stato avviato e poi magari interrotto per la mancata volontà del fornitore di proseguire su quella strada, questo fornitore avrà difficoltà poi a relazionarsi magari con la stazione appaltante del paese vicino. Questo è molto molto importante, di fatto stanno costruendo una sorta di vendor rating, di albo fornitori che descrive anche il percorso che è stato fatto con ogni fornitore che è messo a fattor comune. Questo per darvi un'idea di quello che si sono trovati gli svedesi negli audit che hanno fatto, diciamo, tra il 2007 e il 2010, giusto perché magari appunto uno sente fabbrica di strumenti chirurgici e si immagina una fabbrica, non si immagina un signore seduto a terra senza nessuna protezione, dispositivo di protezione di sicurezza personale che fabbrica in Pakistan appunto le forbici per la sala operatoria, piuttosto che, come vedete, la fabbrica degli strumenti chirurgici, scusate, questo l'abbiamo già visto, in Malesia, abbiamo a disposizione anche foto dell'audit che è stato fatto dentro la fabbrica, ma di più colpiscono quelli che sono i dormitori e le condizioni di vita a cui sono sottoposti i lavoratori nella fabbrica di guanti. In particolare nella fabbrica di guanti erano state riscontrate delle condizioni di lavoro impossibili, cioè c'era una temperatura veramente, veramente altissima e i lavoratori non avevano mascherine, non avevano di fatto protezione per i vapori della produzione, orari di lavoro, paga bassissima, un deposito obbligatorio per l'alloggio e così via. E nell'altra foto vedete, quella foto in basso, un ragazzo sta lavorando nella fabbrica di strumenti chirurgici e prodotti tessili medicali, maneggiando sostanze tossiche a mani nude e senza nessuna protezione. Come vi dicevo, anche in Svezia è stato avviato un percorso molto, molto simile in diversi paesi. Questa foto è stata rubata dalla presentazione che ci hanno fatto le responsabili del Norwegian Hospital Procurement al Forum Compraverde l'anno scorso, perché mi sembra molto, mi sono permessa di prenderla, di riportarvela qua, perché mi sembra molto, molto significativa anche di quella che è poi l'efficacia di questo percorso, perché come vedete nella prima foto è la fabbrica di guanti. Quando è stato condotto il primo audit, ai lavoratori veniva tolto il passaporto. Questa è una pratica, è proprio la pratica tipica del lavoro forzato, perché di fatto vengono privati i lavoratori dei documenti e senza documenti le persone non sono libere di lasciare quel luogo. Questo avviene anche nelle nostre campagne ed è veramente una pratica terribile, perché poi di fatto le persone si trovano senza documenti, il che equivale a essere senza diritti. Avevano un salario molto basso, lavoravano in un ambiente caldissimo. Le colleghe della Norvegia ci raccontavano che proprio anche solo entrando nell'ambiente di lavoro ci si sentiva male, era proprio un luogo inadatto per il lavoro e facevano degli orari di lavoro lunghissimi. A distanza di pochi anni si è arrivati ad avere lavoratori che hanno il passaporto, ad avere una diversa regolazione dell'orario di lavoro e un salario proporzionato e l'aria condizionata negli ambienti di lavoro.
nella seconda foto vediamo che nel 2013 al primo audit erano stati, questa era una fabbrica di divise tessili, erano state individuate degli orari di lavoro eccessivi e anche in questo caso la privazione del passaporto, e in generale il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori. A distanza di 5 anni questa stessa fabbrica è diventata una best practice sotto il profilo dei diritti dei lavoratori. Quindi capite quanto è importante non interrompere di netto la relazione quando noi incontriamo situazioni non conformi, ma avviare un percorso di crescita con quella fabbrica, con quel fornitore. Anche qua troviamo i prodotti surgicali, scusate, per la sala operatoria. In Pakistan nel 2012 i lavoratori erano ridotti in condizioni di schiavitù e erano stati diciamo agganciati con un sistema di debito. Tra l'altro questi sistemi di debito possono essere anche molto, molto articolati, di fatto si possono produrre con il fatto che tu sei obbligato a spendere tutto il tuo salario per vivere nei pressi del luogo di produzione, e anche questo avviene anche nelle nostre campagne, ma di fatto può anche generarsi una sorta di debito ereditario, per cui tu ti trovi costretto a lavorare per conto del datore di lavoro di tuo padre, perché tuo padre non è riuscito a pagare i debiti, per cui anche tu devi andare a lavorare lì. Insomma, una sorta di mezzadria industriale del terzo millennio. A distanza di 3 anni sono stati fatti dei contratti regolari ed sono state poste in essere delle azioni di rimedio per il legame del debito. Nell'ultimo caso, nel 2012 c'erano in quest'altra fabbrica contratti discriminatori che sono poi stati solo a distanza di 2 anni regolati, offrendo anche possibilità di avere percorsi di carriera nella stessa fabbrica. Ok, siamo arrivati e io insomma ho terminato, spero di avervi dato qualche strumento in più rispetto a ieri, dove abbiamo appunto fatto più che altro una carrellata proprio per cercare di capire qual era il significato dei singoli criteri. E non so se avete qualche domanda, sono a Allora, ringrazio la dottoressa Nicolella per la presentazione. Vedrete in chat che ho inviato il link per scaricare il test di valutazione e da inviare all'indirizzo che ho inserito in chat. Per ogni domanda potete scriverla appunto in chat. Per chi è arrivato dopo o non ha letto, vi chiedo di scrivere sempre nella chat nome, cognome, ente di appartenenza e ruolo, e appunto ovviamente di scaricare il link per il test di valutazione, che va inviato, essendo oggi venerdì, entro lunedì, perché va inviato il giorno dopo la presentazione webinar. Quindi adesso è arrivata una domanda per Sabina Nicolella, quindi lascio a lei la parola. Allora, per quanto riguarda la traduzione del codice di condotta in italiano, no, so che stavano lavorando a una traduzione di un report che hanno fatto, che ha messo insieme l'esperienza dei 3 paesi in inglese. Quindi questo posso cercare di vedere, e tanto abbiamo le vostre mail, posso inviarvelo. Aspettate che prendo nota perché ho la memoria di una specie di criceto.
codice di condotta. Ovviamente la chat verrà scaricata dalla piattaforma GoToMeeting e quindi tutte le domande, qualora non ci fosse il tempo per dare le risposte, verranno inviate ovviamente le relative risposte. No, per utilizzare il questionario semplificato, una collega chiede se è necessario che l'operatore soddisfi tutti e tre i punti indicati, anche solo uno dei tre? No, solo uno dei tre. Deve avere almeno una delle tre condizioni. Allora, io aspetterei un minuto per vedere se ci sono ulteriori domande. Ecco, ne è arrivata una adesso. Sì, le categorie di rischio prodotto paese sempre della Svezia, se si trovano tradotte, ve l'ho messe nella presentazione. Ah, se è consultabile l'analisi del rischio, allora diciamo che credo che sul sito, vi mando il link, vi posso intanto girare le presentazioni che ci avevano fatto l'anno scorso al forum, le, appunto le responsabili degli appalti sia della Svezia che della Norvegia, perché lì trovate una spiegazione di come fanno l'analisi del rischio. Cioè loro di fatto soprattutto per il rischio paese, si basano su un database a pagamento, c'è una società che fa questo di mestiere. Però si trovano comunque diversi report che possono dare un'indicazione, insomma ci sono diverse ONG che fanno questo tipo di lavoro, tipo Human Rights Watch, tipo ci sono i report paese dell'ILO, si trovano, ci sono dei report dell'Unione Europea, ci sono anche di questo, se volete vi posso mandare qualche link. Allora, sì, il link è condivisibile in chat. Se c'è un problema a scaricare il questionario, provo a rinviarlo per qualsiasi eventuale problema. Scusate, a volte la piattaforma crea dei problemi. Scusa Laura, ma noi abbiamo comunque le email di tutti i partecipanti, no? Sì, diciamo, abbiamo nome e cognome e se come hanno fatto si sono registrati. Ok, quindi se ci avete lasciato tutte le vostre email, noi possiamo comunque inviarvi questi materiali integrativi e eventualmente anche il test di valutazione che comunque è un file. Esattamente. Adesso io provvedo a reinserire in chat il link per il test di valutazione, sperando che insomma riesca ad andare. Ovviamente qualsiasi problema provvederemo magari ad inviarvelo personalmente, magari chi ha dei problemi lo può scrivere in chat, chi ha problemi a scaricarlo, e a quel punto provvederemo ad inviarvi il link direttamente alla vostra mail. Quindi adesso io l'ho rinviato e questo insomma. Ok, l'altra domanda, se si dovessero individuare dei soggetti specializzati per fare audit. Allora, qua il discorso è più complesso. Come vi dicevo, ci sono ovviamente gli enti di certificazione standard che offrono anche questo servizio di verifica. Diverso è se volete affidarvi magari in alcuni paesi a ONG o altri soggetti, perché in quel caso va fatto un ragionamento va fatto un ragionamento ad hoc. Tengo a precisare, scusatemi, appunto, ci sono eventuali problemi sul link,
nonostante ieri l'altra volta avesse funzionato, mi scusi, per la prima giornata di formazione. Quindi appunto scrivete le vostre email e provvederemo ad inviarvi ovviamente il link di valutazione. Per quanto riguarda le presentazioni e la registrazione dei webinar, saranno disponibili sul sito della Regione, quindi riceverete dei link a cui potrete accedere per sia visualizzare le presentazioni effettuate dai docenti che la registrazione proprio del webinar, qualora ne aveste bisogno. Ok. Comunque, se adesso io vi invierò questi materiali dalla mia mail, e se avete eventuali altre domande, una volta, insomma, so che assistere alle lezioni in modo per un'ora e mezza così a raffica è anche difficile mantenere la concentrazione, però se doveste avere poi eventuali altre domande potete comunque ricontattarmi in qualsiasi momento. Sì, magari Sabina, se scrivi in chat la tua email, magari è possibile riuscire ad avere direttamente le domande inerenti nel caso ce ne fossero successive. Io ho provato a reinserire il link, quindi spero che in questo momento si riesca ad accedere a scaricare il file. Comunque ribadisco, scrivete nella chat che verrà salvata le vostre email, di modo che nel caso non riusciste ad accedere al link di WeTransfer potremo inviarvi il relativo questionario. Ok, non so se potrete più guardare il vostro cellulare nello stesso modo dopo la lezione di oggi. Eh, niente, se c'è ancora qualche domanda oppure... Mi sembra che le domande siano terminate, quindi nel caso avete l'email della mia collega Sabina Nicolella, quindi per qualsiasi informazione o domanda successiva potete scrivere direttamente a lei. E vi ringraziamo per la partecipazione al webinar. Vi ricordiamo il webinar del 9 giugno che avrà come argomento LCC, cioè Life Cycle Costing, quindi un approfondimento su ciò che è il Life Cycle Costing, quindi vi invitiamo a partecipare ovviamente. E vi ringraziamo e speriamo di vedervi anche al prossimo webinar. Grazie mille, arrivederci. Grazie a tutti e arrivederci.